Una vera bomba è appena esplosa dietro le quinte del Napoli. E i tifosi del Napoli riescono a malapena a contenere l'ansia. Siamo tornati con un nuovo ed elettrizzante aggiornamento sul nostro amato club, e credeteci, non vorrete perdervi nemmeno un dettaglio. Come sempre, la nostra missione qui è quella di portare le informazioni più calde, direttamente dalla fonte, con precisione e rapidità. Ma prima di rivelare cosa c'è dietro questa sorprendente mossa, mettete un like al video. Iscrivetevi al canale e attivate il campanellino, perché quello che sta per arrivare promette di scuotere il cuore dei tifosi azzurri. Il clima dietro le quinte del Napoli è bollente. Fonti affidabili confermano che De Laurentiis e il suo consiglio di amministrazione stanno tramando qualcosa di grande e, se tutto andrà in porto, il futuro del club potrebbe cambiare drasticamente. Preparatevi, perché quello che stiamo per dirvi vi farà venire i brividi. Victor Osimhen, il nome che ha dominato i titoli dei giornali la scorsa estate, sta per essere protagonista di un altro capitolo sensazionale. Dopo lunghe settimane di silenzio e speculazioni, le trattative tra Napoli e Galatasaray sono state riattivate e il trasferimento dell'attaccante nigeriano nel calcio turco è più vicino che mai. Secondo Orazio Accomando, giornalista di Mediaset, sono previsti nuovi contatti tra i due dirigenti ancora oggi. Il Galatasaray è determinato a chiudere rapidamente l'affare e poi rivolgere la sua attenzione ad altri acquisti. L'unico punto che ancora separa i club è la percentuale su una futura rivendita del giocatore, un dettaglio che, sebbene delicato, sembra essere sulla buona strada per raggiungere un accordo. Quello che si sa già è che Osimhen è propenso a rimanere in Turchia, e questo potrebbe accelerare la firma definitiva. Mentre il destino di Osimhen si avvicina a Istanbul, il Napoli non è rimasto con le mani in mano. Il club si è già mosso sul mercato e ha annunciato l'acquisto di un nuovo attaccante, Lorenzo Lucca. Con questa mossa, De Laurentiis segnala di essere pronto a voltare pagina e iniziare un nuovo ciclo nell'attacco napoletano. Il momento è decisivo. Se il trasferimento di Osimhen andrà in porto, potrebbe significare una grande svolta nella storia recente del club, sia dal punto di vista tecnico che finanziario. È il momento di far sentire la propria voce. Cosa ne pensate di questo possibile trasferimento di Osimhen al Galatasaray? È il momento giusto per venderlo? L'arrivo di Lucca è sufficiente? Lasciate la vostra opinione qui nei commenti, perché la voce dei tifosi azzurri deve essere ascoltata. E naturalmente, un super grazie a tutti voi che seguite il nostro canale e fate parte di questa comunità appassionata del Napoli.